Buonasera da Taglio di Po, 38esima rassegna corale a Tagliolese e siamo con il maestro Marco Ruzza che ci spiegherà appunto questa serata cosa ci dobbiamo aspettare. Ma stasera speriamo insomma, ecco, che sia una serata intanto gradita dal pubblico, anche perché portiamo a Taglio di Po due cori molto particolari, molto bravi, il coro femminile Plinius di Bottrighe, che penso che la maggior parte di noi conosca e sono personalmente tra i migliori cori femminili che io non abbia mai sentito, e in più abbiamo anche il coro baitone di Edolo in provincia di Brescia, quindi dalla Val Camonica, che ci porterà quindi qualcosa di diverso rispetto alla vocalità che siamo abituati ad ascoltare noi qui. È il vostro sodalizio, 38esima anno, o sbaglio? 38esima edizione di questa rassegna che coincide con i 45 anni del coro. È un coro storico. C'è un turnover anche di personaggi oppure state soffrendo un pochino la vocazione? Stiamo soffrendo purtroppo la vocazione, però fortunatamente qualcosina si muove, insomma, e possiamo dire che stasera abbiamo 3 nuovi coristi, qualcuno più giovane, qualcuno meno giovane, ma insomma qualcosina di nuovo arriva ed è un bene, perché altrimenti se no il coro avrebbe vita, diciamo così, breve. Ecco, come sempre voi avete anche uno scopo di solidarietà. Quest'anno a chi dedicate gli introiti? Quest'anno la serata, tutto quello che sarà ricavato durante la serata sarà devoluto alla Lega del Filo d'Oro.